Mi son Zanin Gian Pietro dell'Union Ladina de Riva, che sarei Riva Monte Agordino. L'Union l'ha nasciuta nel 1997, quando che i giornali parlano che genera delle iniziative, dei progetti di legge, delle proposte per riconoscere le minoranze linguistiche in Italia. La legge è stata promulgata nel dicembre del 1999, la legge 482 e la riconosce 12 minoranze linguistiche, tra queste le anche la minoranza ladina e tut la Gordin e le ladino. Naturalmente la parte alta della Gordin è ladino atesino e dopo da Zinzenighi in do ladino veneto, o lo di che ladino veneto, o di che la base è ladina e viene anche delle influenze venete. Noi in Techiani sabu parecchi contatti sia con studiosi sia con onorevoli. Aion chiama a parlare del ladin, dei ladini, della proposta di legge e di tutte le problematiche relative al ladino de Chiani, un chiama parecchie volte l'onorevole Fontan, che fa parte della Commissione Affari Costituzionali, aion chiama anche l'onorevole Crema, aion chiama Don Sergio Sacco, grande intenditore delle problematiche ladine e linguista, e poi c'è anche gruppi teatrali, ad esempio la filodrammatica di Vallada, i giovani che fa teatro su a Falcade Alto e che ha fatto in teatro è stata anche Keida Gosalt, che lei ha il titolo I Gosaldin in Mossa. E se si è interessato di Ladin e Ladini, perché che la questione dei ladini è una questione piuttosto complessa e pochi sa il vero significato di questi termini, in quanto ne è state fatte parecchie confusioni. Fin alla Seconda Guerra Mondiale il ladino aveva un'accezione, un significato linguistico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale invece le robe le cambiate e l'ha assunto un significato anche politico. E il gruppo durante i primi 5 anni, fino al 2002 circa, l'ha lavorato parecchio. Per esempio, una delle iniziative che ho fatto è stata di partecipare alla stesura di questo libro qua, Il lavoro nei boschi. Era stata parecchie unioni di tutta la provincia che ha raccolto interviste per quanto riguarda la lavorazione del bosco e il lavoro era stato coordinato da Marco Casanova de Costalta. Questa è stata una delle iniziative. Dopo, un'altra iniziativa importante è stata anche la ricostruzione dei costumi. Un rifatto il costume sia femminile che maschile. Che il femminile è stato facile farlo, perché che ne è ancora parecchi, qua in il comune deriva monte, costumi autentici, originali, femminili. L'ultima persona che ha visto me che è andata in costume, persona anziana, che è andata in costume una volta, era una certa Rosson Caterina, detta Tina, e quindi me la ricordo bene anche a me, e poi me ne ricordo anche di altre. Mentre invece il costume maschile è stato molto più difficile ricostruirlo, perché che è andato perso già nell'Ottocento. Verso la metà dell'Ottocento, quando che i giovani gli cominciato a fare il servizio militare, a emigrare, perché dopo l'unità d'Italia l'emigrazione è diventata massiccia e invece prima non era così forte,
Quando chi scominciava andare in giro, ecco che il costume particolare della tradizione l'è perso. E mi servì nel rifare questo costume di testimonianze di anziani e soprattutto del Liber che è stato scritto. Il nostro gruppo è sempre stato legato anche ai gruppi degli altri comuni, soprattutto Gosalt e Oltac, perché che in quel momento là era importante, secondo me, creare un movimento che desse forza al presidente della provincia di Bona e all'assessore Pezzei, chi si dea da fare perché che la legge l'avesse avanti e la venisse applicata. Sempre del 97 ho partecipato al convegno di Araba che le ha per titolo Le minoranze linguistiche del Veneto, ladini, cimbri e germanofoni. È un convegno che era stato fatto dalla Regione Veneto. Mi ricordo che era stata fatta anche una mozione finale in cui si domandava che la Regione la fosse più attenta al nostro territorio, perché che porta avanti la cultura va bene, però bisogna lavorare su due piani, anche sul territorio, sull'ambiente, sul dare la possibilità alla gente di vivere in montagna. Purtroppo fino adesso le robe non le andate tan ben per via del territorio, dell'ambiente e della possibilità di vivere in montagna. La montagna ha esigenze diverse dalla pianura. Quando chi fa le leggi a Roma e a Venezia, loro le fa per la pianura, la montagna la resta fuori, che è il discorso molto importante. Benedetto Croce diceva che il paesaggio è la rappresentazione fisica della patria. Mi crede che non la sia superata sta affermazione. E purtroppo qua il territorio l'è in degrado perché che le attività tradizionali le state assate da una banda che la gente se la vive che tocca fa alter e non è stato curato il territorio come che lì nella provincia di Bolzano che lassù hi ha in giardino. Qua dove invece purtroppo le robe le ben diverse. Poi un'altra roba da dire è questa, che le nostre comunità le si spicciolea sempre di più, la gente non avendo tanti servizi, o meglio non avendo i servizi della pianura, la se ne va. E mi ricorda la frase di Mario Rigoni Stern, il grande scrittore di Cose di montagna, e diceva: la montagna vive là dove la gente rimane. Ultimamente, il 14 di marzo di stavolta del 2010, con fa delle proposte urgenti ai candidati che concorreranno in regione e ha l'intenzione sta primavera che viene di incontrare chi tre che andate in regione per domandare chi ha potuto fare delle richieste che abbiamo fatto recentemente. Un'altra roba che volevo dire è anche questa, che noi nel nostro dialetto sa anche il scapellamento del conza, il scapellamento in gergo e il fa sempre parte del dialetto. Lo usa i confe, i seggiolai, che vea in Piemonte, Lombardia, in tante regioni d'Italia e anche all'estero gli andati, però lo usa solo che qua in Italia. Il scapellamento lo usa per non farsi capire da chi che non era del mestiere, se no non poteva descorrere liberamente. Grazie da me ascoltà e sani dall'Unione Ladina Deriva.